è chiusa con un focus sulle bonifiche ambientali la 3 giorni di Mafia in Veneto, iniziativa che ha riunito all'Auditorium Cesare De Michelis del Museo Menove di Mestre esperti, istituzioni e attivisti per fare il punto sulle infiltrazioni delle attività criminali nella nostra regione. La normativa italiana è molto astringente per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti, per quanto riguarda la chiusura delle discariche e, essendo molto stringente, è una legislazione che porta anche a dei grossi costi per le amministrazioni pubbliche e anche per i privati. All'interno di questi costi, per ovviare o per cercare di andare al di là di queste spese, si introducono le mafie. Di grande supporto alle forze dell'ordine l'attività svolta dall'albo dei gestori ambientali. Quando un'azienda vuole fare dei trasporti in proprio oppure per terzi, deve avere un tecnico abilitato che possa vigilare su come vengono trasportati, dove vengono scaricati questi rifiuti e pertanto l'albo verifica che le persone che svolgono queste attività siano capaci e preparate. Infatti noi ogni 15 giorni iscriviamo dei tecnici a questo albo, facciamo degli esami per vedere se le persone sono preparate e verifichiamo se l'azienda per cui lavorano è un'azienda solida, che ha una capacità finanziaria, e facciamo anche dei controlli a livello casellario e con l'aiuto della procura, ovviamente. Discariche abusive, territori inquinati da attività illegali che nel tempo hanno compromesso lo stato di salute dell'ambiente sono realtà che da decenni interessano anche il Veneto, con gravi conseguenze anche per la salute dei cittadini. La vera problematica del Veneto sono i rifiuti di carattere industriale, perché essendo una regione molto industrializzata la gestione di quel ciclo di rifiuti deve essere eseguita in una certa maniera. Ovviamente sono costi molto importanti per le aziende, ma non si può più fare, voi vedete anche per esempio il territorio anche che ha grossi rifiuti dal punto di vista agricolo, perché avete delle grosse produzioni agricole anche di bestiame e così via, e quelli sono altri rifiuti importanti che devono essere smaltiti in maniera corretta. Ci sono dei casi qua in Veneto, in questo settore, casi per esempio di aziende che i fanghi di depurazione o i liquami delle grosse fattorie venivano smaltiti in maniera illegale, lasciandoli proprio sui terreni laddove poi venivano ulteriormente coltivati per il ciclo, quello dei pomodori piuttosto che delle verdure, che andavano poi al mercato. Ovviamente questo crea un ciclo non virtuoso, crea un ciclo che può portare ovviamente a delle neoplasie, a delle grosse problematiche a livello sanitario. A causa di queste problematiche l'Italia ha affrontato anche una procedura di infrazione europea a 7 le aree che sono state oggetto di intervento in Veneto, concentrate per lo più nel veneziano. Il Veneto è stata la regione, insieme ad altre, che ha lavorato fin da subito proprio focalizzata su quello che era l'obiettivo. Bisognava uscire dalla procedura di infrazione, anche perché sappiamo che questa comporta un esborso dal punto di vista economico per il nostro Paese e quindi per tutti noi cittadini importante. Per cui si è fatto veramente di tutto, si sono fatte le corse affinché nel più breve tempo possibile la situazione venisse sanata. Intervenire per sanare queste situazioni rispettando la legalità però è possibile, come dimostrano alcuni esempi di successo presentati durante l'incontro, a partire dal caso di Teste sul Brenta nel Padovano, oggetto di un importante intervento di bonifica di acque sotterranee inquinate da cromo esavalente. Il nucleo della contaminazione è abbastanza limitato ed è stato ben individuato, quindi riguarda un'area di circa 1100 metri quadri, solo che arriva ad una profondità di circa 22 metri, quindi l'obiettivo è stato quello di, preferendo anche tecnologie di bonifica che evitassero scavi e smaltimenti in discarica importanti di rifiuti, la soluzione è stata quella di perimetrare il sito, metterlo in sicurezza, quindi perimetrarlo sia dal punto di vista del confinamento laterale sia dal punto di vista del fondo, e poi fare un intervento proprio di bonifica all'interno di questa cella chiusa per andare a ridurre il cromo esavalente a cromo trivalente, che non è più né tossico né nocivo.